Innanzitutto alcuni pensieri sulla pace, dal momento che il Natale è festa di pace. Dopo Liliana reciterà la poesia Un dono speciale per esprimere la gioia di stare insieme. Seguirà la presentazione della famosa poesia di Gozzano, La notte santa, ed infine ci caleremo nella magica atmosfera del Natale con il musico La notte santa, che prende spunto proprio dalla poesia di Gozzano. Vi auguriamo un buon divertimento. Ci scusiamo perché mancano molti bambini. Non è sentire nel cuore un affetto distratto, un generico amore. La pace non è aprire il giornale e dire la guerra che è brutta che è male. La pace non è sentire nel cuore che il male nessuno si deve più fare. La pace non è pensare cose buone, ma non impegnarsi nel compiere il bene. La pace non è sentire nel cuore un po' di dolore per gente che muore. La pace non è far la pace a Natale, se poi altri giorni non sai perdonare. La pace vuol dire poche parole. La pace è agire come pace vuole. La pace è vera soltanto se in pace davvero io sono con te. Quest'anno Natale mi ha fatto un bel un dono speciale, mi ha dato allegria, canzoni cantate in gran compagnia, mi ha dato pensieri, parole e sorrisi di amici sinceri. Dei vecchi regali non voglio più niente, ad ogni Natale io voglio la gente. La poesia scritta da Giovanni Gozzano, La notte santa. Consolati Maria del tuo pellegrinare, siamo giunti, ecco Betlemme, ornata di trofei, presso quello sedia potremo riposare. Che troppo stanco sono e troppo stanca sei. Il campanile scocca lentamente le 6. Avete un po' di posto voi del cavalviggio? Un po' di posto avete per me e per Giuseppe? Signori, ce ne duole e notte di prodigio, son troppi forestieri, le stanze ho piene zeppe. Il campanile scocca lentamente le 7. Oste del moro, avete un rifugio per noi? Mia moglie più non regge ed io sono così rotto. Tutto l'albergo pieno, son palchi e ballatoi, tentate al cervo bianco quell'osteria più sotto. Il campanile scocca lentamente le 8. Oh, guarda il cervo bianco, un sottoscala almeno avete per dormire, non ci mandate a fuoco. S'attende la cometa, tutto l'albergo pieno, d'astronomi ridotti, mi giunti d'ogni dove. Il campanile scocca lentamente le 9. Ho stesso dei tremeri, di pietà di una sorella, pensate quell'è stato e quando strada feci. Ma qui sul tetto gente, attendono la stella, sono idromanti, magi, persiani, egizi, greci. Il campanile scocca lentamente le 10. Posto di Cesarea, vecchio falegname, albergarlo, sua moglie, albergarli per niente.
L'albergo è tutto pieno di cavalieri e dame. Non amo la miscela dell'alta e bassa gente. Campanile, scocca l'11 lentamente. La neve è una stanza. Avrà posto per due? Che freddo, siamo a sosta, ma quanta neve! Quanta! Un po' ci riscalderanno quel due da stelle. Maria, c'è trascorso l'ora divinamente accanto. Campanile, scocca, la mezzanotte santa. È nato, alleluia, alleluia, è nato il sovrano bambino. La notte che già si buia, risplende d'un astro divino. O su cornamuse, più gaie suonate, squillate campane. Venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Non sete, non molli i tappeti, ma con i libri hanno detto, da 4.000 anni profeti, un poco di paglia a per letto. Per 4.000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore, è nato nel nostro paese. Risplende d'un astro divino la notte che già fusi buia. È nato il sovrano bambino, è nato, alleluia, alleluia. Attento, se te ne dimentichi, prendi il ritmo, dimenticare le battute.
mica tanto a dire l'ora esatta, semmai rischio di addormentarmi se voi non recitate con un po' più di vita. Adesso il campanile vuole fare il regista. Va bene, andiamo avanti. Cercheremo di improvvisare un po' sul testo. Tu sei molto stanca. Ecco, potremmo fermarci nell'osteria del cavallo grigio. Meno male, mi fanno male i piedi. Non credo che la vera Maria dica una cosa simile. Non è poi il fine. Beh, fino a non fine, quando si cammina tanto, fanno male i piedi. Bisogna dire la verità. Ma questo non è un dramma verista, è una recita di Natale. Cerchiamo di seguire la storia. Abbassato! Ce ne siamo accorti! Yes! Oste del Cervo Bianco! Veniamo da Nazareth per fare il censimento. Abbiamo molta fame e siamo molto stanchi. E mi fanno male i piedi! Cercate un posto! Ma non sapete che oggi Betlemme è piena di forestieri? Ma noi non sappiamo dove andare. Le stanze sono piene zeppe. Il campanile scocca lentamente alle 7. Già le 7? Accidenti, come passa il tempo? Sapete, questa è una notte di prodigi. Molta gente qui a Betlemme è in attesa di un evento eccezionale. Splendida, notte favolosa,
anche voi. Non è meraviglioso? Ci fa sentire tutti più buoni. Allora, non sareste così gentili da ospitarci stanotte. Mia moglie aspetta un bambino. E poi sta per nevicare. Non sentite come fa freddo? Mi si sono gelati i piedi. Dai con questi piedi! Siate buoni, aiutateci. Ma forse posso fare qualcosa. Quanto denaro avete con voi? Molto poco! Quasi niente. Io odio i forestieri, specie se non hanno soldi. Non c'è posto. Che razzista! Le persone non sono molto gentili con noi qui a Bettelle, perché siamo forestieri e siamo poveri. Giuseppe, io sono molto stanca e fa tanto freddo. Non so se resisterò. Sento che Gesù sta per nascere e comincio ad avere tanta paura. Con questo freddo, con questa neve, che sulla terra cade su nieve, quando dovremo ancora cercare, nelle strade per poterci riposare. Dolce Maria, non tremare, picco bambino ti puoi scaldare. Dolce Maria, pensa a Gesù, non aver paura mai più. Quanta fatica nel camminare, e non c'è un posto, non c'è un posto per mangiare. Non c'è notata, se faccio dormire, quando dovremo ancora soffrire. Dolce Maria, non tremare, il tuo bambino ti puoi salvare. Dolce Maria, pensa a Gesù, non aver paura mai più. Dolce Maria, non tremare, il tuo bambino ti puoi salvare. Dolce Maria, pensa a Gesù, non aver paura mai più. No, non devi avere paura. Vedrai che ce la caveremo, noi e il nostro piccolo Gesù. Ora, non perdiamoci d'anima e proviamo lì. Osteria del Molo, mi sembra accogliente. Ho bussato! Ce ne siamo accorti. Oh, sei del cervo bianco!
abbiamo capito. Bussiamo allo stella del cervo bianco. Chi è? Ah, vai del cervo bianco! È inutile cercare un posto, la locanda è piena di astronomi e di dotti, giunti dalle parti del mondo per studiare le stelle. Oh, guardate, ecco la mia stella. Mia, sono giorni che ho avvistato quello splendore. Si chiamerà col mio nome. Mi dispiace contraddire i miei illustri colleghi, ma prima mi sta mettendo il mio. Ma cosa dite più fuori? Devo stare prima io di voi tutti. Oh! Vieni! Ma cosa fai? Io! Perché litigate tanto? Che cosa cercate? Ecco, è lei la stella più bella che noi attendiamo. Guarda, guarda in su, tutti gli altri più segreti.
Cosa? Un falegname? Ma nel mio albergo sono grandi signori, cavalieri e dame. Non accetto di ospitare gente misera come voi. Non amo mischiare il latte con la bassa gente. Il campanile scocca, l'11 lentamente. È inutile che continuate a cercare per le locande di Betlemme. Per voi non c'è più posto. Per voi non c'è più posto. per stanotte. Ma
nascere Gesù. Gli angeli volano nel cielo, aspettando il lieto evento, e si preparano a cantare in onore del Re Bambino. Intorno c'è solo neve e silenzio. I pastori che vegliano i greggi nelle vicinanze sono stati chiamati verso la stalla per visitare e rendere omaggio al bimbo divino che sta per venire al mondo. Stavamo dormendo vicino alle pecore quando all'improvviso abbiamo visto un bagliore, un fanciullo vestito di bianco, circolato su tutti ci accordando. Vi annuncio una grande gioia, oggi per voi nascerà il Salvatore. Troverete un bambino in fasce, adagiato in una mangiatoia, adoratelo. Si avvicina il momento del fratello, per 4.000 anni s'attende quest'ora, su tutte le ore. Venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Ecco, è l'ora finalmente, il coro degli angeli canta. Il campanile scoppia, la mezzanotte è santa. vi salutano la canzone finale. Certo. Si fermatevi tutti però, come la tutti, anche regionali, tutti, anche gli altri bambini, tutti quanti, dai, anche tutti.
I negromanti. Gli ospi. Il primo angelo è la cometa. Pietro! Passa poco poco. La prima fila di angeli. La seconda fila di angeli. Naturalmente Maria Giuseppe. Ringraziamo tutti quanti. Intanto ci teniamo a dirvi che questa scenografia è stata realizzata interamente dai genitori che ci hanno dato la loro